Eccoci con la seconda parte del Sindaco Risponde. C'è qui con noi nei nostri studi il primo cittadino della città di Padova, Sergio Giordani. Prima di lasciarci per qualche minuto vi avevamo promesso che vi avremmo fatto vedere adesso delle immagini veramente suggestive della mostra di Monet, che è arrivata a Padova già da qualche giorno e che vi presentiamo adesso nel servizio, prima di parlare a tutto tondo di cultura e turismo con il Sindaco Giordani. Vediamo il servizio. Monet è arrivato a Padova. Sono una sessantina i capolavori del padre dell'impressionismo che fino al 14 luglio si possono ammirare al Centro Culturale San Gaetano, nella mostra organizzata da Artemisia e dal Comune di Padova, che raccoglie opere provenienti dal Musée Marmottan di Parigi. L'esposizione passa in rassegna le tappe della ricerca artistica del pittore, dagli inizi della sua carriera sulla costa della Normandia fino all'opera finale, Le Ninfee, attraverso i viaggi in Olanda, Norvegia e Londra, il tutto con i dipinti che Monet ha conservato gelosamente nella casa di famiglia a Givenchy fino alla morte. Cosa diceva Monet? Voglio dipingere l'aria. Voglio dipingere la bellezza dell'aria. Quello che mi interessa non è il motif, non è l'oggetto, è quello che c'è tra me e l'oggetto. E quel qualcosa di indefinito, di instabile, di perennemente mobile che è l'aria. È quel rapporto osmotico tra l'aria e la luce. È quello che Monet vuole cogliere. Un'occasione unica per immergersi nella creatività del pittore e coglierne le fonti di ispirazione, lasciandosi trasportare nel suo intimo mondo e negli studi del colore. Venite a vedere la mostra, è un viaggio, è un percorso che unisce rigore filologico, competenza scientifica e una grandissima emozionalità. Sono immagini veramente suggestive, Sindaco, una mostra proprio allestita anche in maniera un po' moderna, perché oggi si tende queste rassegne anche a presentarle in maniera diversa, sfruttando le nuove tecnologie. È una mostra insomma immersiva. Lei l'ha già vista? Un paio di volte. Devo dire che è fantastica. Devo dire, venerdì sera avevamo già 30.000 prenotazioni, per cui dovrebbe fare 180-200.000 presenze. Ma veramente affascinante, è immersiva. La realizzazione, come è stata fatta, è veramente spettacolare. Cioè, la gente, l'ho detto anche in presentazione, una signora a un certo punto si è messa a piangere, perché circondata da tale bellezza al capolavoro che si è messa a piangere. Una detta alla cultura, no? Cioè non una persona così, si è messa a piangere, è rimasta scioccata. Guardi Sindaco. Guardate che bellezza, guardate che bellezza. Quando si entra poi è una cosa incredibile, ha un allestimento fantastico. Poi questo palazzo qui è stato, all'inizio del mandato, spero tante risorse per metterlo a posto, perché è l'ideale per fare mostre. Per cui ogni volta che facciamo una mostra, è Van Gogh, è Monet o qualsiasi altro artista, rende moltissimo, rende veramente molto. È bellissimo. Le chiedo questo, Sindaco. Noi nei giorni scorsi nel nostro telegiornale abbiamo fatto un servizio in cui abbiamo fatto un po' il bilancio di quella che è stata la cultura del 2022, perché gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2022 in Veneto, e ci siamo accorti come le mostre siano più o meno agli ultimi posti per quanto riguarda la cultura di cui usufruiscono i veneti. Come mai, secondo lei? Magari si preferisce sempre di più ancora di più andare al cinema, piuttosto che andare ai concerti, piuttosto che andare a teatro, però le mostre, nonostante questi numeri che lei mi sta dicendo molto alti, in realtà un po' in tutto il nostro territorio, questa è una tendenza regionale, fanno un po' fatica, forse perché le amministrazioni non investono molto? Questo è quello famosissimo, noi investiamo moltissimo. Vi ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa come, abbiamo sfiorato i 2 milioni di presenze. Padova ha mai avuto un successo del genere, merito di mostre tipo Van Gogh piuttosto che queste di Monet, ma sono tantissime anche fatte dai privati, da Bano nel castello, per cui altro che hanno dimensione Italia, non sono solo i padovani, hanno dimensione europea o nazionale, per cui vengono da tutti i posti. La musica ha un'attrattività ulteriore,
Però solitamente vengono a vedere sì mostre, ma vengono a vedere anche la città, perché la città, adesso lo dico, sono un po' domani, è bella, ma bella. Cioè uno non vede solo vedere la mostra, poi va in giro a Padova, va a vedere la cappella, piuttosto va a vedere altre cose, il Battistero. Ed è una città che sta crescendo anche dal punto di vista turistico. Tutti gli aspetti, sta crescendo moltissimo, si sente. Uno passa in centro, sente dialetti diversi, cadenze diverse, lingue diverse. La città sta cambiando, sta attirando. Noi abbiamo fatto dei investimenti sotto l'aspetto del marketing, vuol dire presentare la città all'Italia, in modo tale da portare la gente. Perché la cosa più forte, quando sente qualche cosa, mi hanno detto, non pensavo che Padova fosse così bella. E dopo lo dice un altro, per cui c'è uno tira l'altro. Abbiamo un 83% di saturazione di alberghi e B&B, per cui vuol dire sono strapieni. Infatti molte iniziative stanno facendo alberghi nuovi, c'erano già prima del Covid, sono fermati, adesso sta riprendendo il discorso di essere autorizzati a fare alberghi, ma oggi mancano alberghi, specialmente ai centri congressi. Anche lì sarà fatto un albergo, all'interno delle fiere sarà fatto un albergo. Perché? Perché spesso e volentieri i bandi internazionali, quando fanno bandi internazionali, medicina piuttosto che qualsiasi cosa, prevedono che sia, oltre al centro congressi, anche l'albergo. Certo, per dare la possibilità ai congressisti di alloggiare, ovviamente. Esattamente, per cui questo è importante, stiamo realizzando anche noi, in termini non come gestione, che verrà gestita da altri, ma a livello interno della logistica sarà fatto un albergo. Ecco, tra l'altro credo che Padova abbia anche una certa fortuna proprio logistica, perché comunque la fiera non è molto distante dal centro, alla fine a piedi, insomma. La fiera è in centro, sì. 6 minuti a piedi in centro, 6 minuti sembra fuori, ma se uno conta i minuti. Sì, ci si mette molto di più in auto, certo. Sei lì, Parco Tito Livio, sei in centro, per cui... Certo, quindi questa è una fortuna della possibilità, cioè anche il settore della congressistica ne può beneficiare, perché l'indotto a Padova cresce. C'è un passo davanti, c'è la ferrovia, insomma c'è tutto, per cui... In questa crescita del turismo, Sindaco, quanto ha inciso il riconoscimento di Padova Urbs Picta? È importantissima. E io ricordo ancora l'emozione che ho provato a Roma a parlare al mondo. Chi mai avrebbe pensato nella mia vita poter fare una cosa del genere? 3 minuti ho parlato al mondo di Padova, quando siamo stati definiti patrimonio monumentario. È stata una cosa grande e penso me ne ricordo tutta la vita, perché vuol dire essere il centro dell'attenzione. E abbiamo avuto veramente un incredibile, ma anche sotto il rispetto dell'orgoglio padovano. Io mi ricordo che era domenica, sono tornato, c'era 2 o 3 che festeggiavano come avessimo vinto una partita di calcio, cioè, siamo stati nominati patrimonio UNESCO, la città, per cui penso sia un orgoglio di tutti quanti, ma questo ha portato tanto turismo, abbiamo visto le mostre, abbiamo una città spettacolare, i ristoranti, i bar sono bravi, sono molto attrezzati. Adesso arriverà anche il Giro d'Italia, sono molto orgoglioso. Certo, a maggio, poi ci saremo ovviamente. Sono molto orgoglioso di questo, devo ringraziare il Presidente Zaia che mi ha promesso, ha mantenuto la sua parola. Stiamo lavorando meno importante perché porterà ulteriormente una coscienza di Padova. Il prossimo 2025 sarà miglia, veramente tante cose. Io ogni volta che mi propongono qualcosa che dà vantaggio a Padova sotto l'aspetto io sono qua, sempre interessato. Sempre pronto a dialogare. Chiudiamo questa puntata, Sindaco, ricordando, l'avevamo anticipato all'inizio della trasmissione, l'importante appuntamento di oggi, quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Ovviamente i cittadini non sono interessati perché si tratta di elezioni di secondo livello, non dal punto di vista elettorale perché non votano, però insomma lo ricordiamo ancora una volta, Sindaco, si tratta di un appuntamento importante perché la provincia, seppur bistrattata, seppur dimenticata, seppur poco considerata, ha temi molto importanti anche per la vita dei cittadini. Sicuramente, le scuole medie e superiori, viabilità, ponti, asfalti, tante cose, vi garantisco sono tantissime cose. In questi 2 anni che faccio Presidente ho avuto la fortuna di avere anche risorse, per cui abbiamo incrementato la parte del personale, abbiamo investito molti soldi nelle scuole, basta vedere in giro, per tutte le medie
superiori sono all'interno di Padova, anche se sono di competenza della provincia, per cui sono quasi tutte all'interno di Padova, per cui stiamo aumentando con grossi disagi che creiamo agli studenti o ai professori, perché aumentare il posto solo rispetto anche qualsiasi cosa che va dai bagni, a qualsiasi cosa, vuol dire spostare gli studenti, vuol dire spostare in un'altra parte, spostare in un'altra parte si crea un disagio. Però ragazzi, anche questo entro il 2026 sono 32 milioni da spendere, per cui noi li spenderemo tutti e metteremo a posto le scuole. Ecco, ci sono 5 liste che rappresentano un po' insomma tutto lo spettro politico del territorio. I risultati si sapranno già in serata, quindi seguiteci già nelle prossime esatto, quindi seguiteci già nelle prossime edizioni del nostro telegiornale, perché insomma vi riusciremo a dare già i primi risultati. Però le chiedo, Sindaco, il fatto di essere anche Presidente della provincia, quanto la sta aiutando per trovare insomma, canali di comunicazione con gli altri primi cittadini su questioni importanti che riguardano la città di Padova, perché penso alla viabilità, per esempio. Insomma, ci sono dei temi in cui tra sindaci è importante anche fare rete e fare squadra. È molto importante. Quando mi ha proposto di fare Presidente della provincia, al di là che è venuto un anno solo perché dopo c'è la riforma, cosa che non è stata fatta, però pensavo, oltre a collaborare con tutti i sindaci, che per me è importante, pensavo anche al PP1, in cui c'era in continuazione qualche piccolo attrito, per cui è stato risolto il PP1, nel senso è stato pagato la parte della provincia, per cui adesso rimane l'attività privata e il comune che deve autorizzare il progetto. L'ente di governo è quello che gestisce il trasporto pubblico. È stato molto difficile, perché tra l'ente di governo, il 50% della provincia, il 50% del comune di Padova. E negli anni è stato molto difficile, perché col Covid crollate gli utenti, per cui il Bus Italia è andata in difficoltà sotto l'aspetto economico, ed è stato proprio grazie alla collaborazione tra provincia, comune, regione, governo, rifinanziare Bus Italia e loro stessi, in modo tale che non si creassero problemi. Il trasporto è vitale, scuola, ragazzi, chi va a lavorare, inquinamento, è centrale, per cui a suo tempo diceva far fallire Bus Italia non ci frega niente, prima far fallire un'azienda per dopo ricominciare la gara, cioè, è drammatico, perché siamo riusciti anche grazie alla collaborazione Bus Italia, devo dire. Gino Colella, Paribelli, devo dire che è stata una collaborazione importante, difficile, perché quando uno perde soldi, e questo Bus Italia perdeva soldi, che sia nel filo dello Stato o sia privata pure, perde soldi, per cui è difficilissimo, sai, uno che firma il bilancio, per cui stanno tutti attenti così. Però ce la siamo cavata, si può migliorare, si può fare meglio, poi alla volta miglioriamo. Bene, siamo in chiusura, grazie Sindaco Sergio Giordani per essere stato con noi in questa puntata del Sindaco Risponde, grazie ai cittadini e alle cittadine padovane per averci seguito anche in questa puntata. Sindaco Risponde, come di consueto, torna martedì della prossima settimana alle 19, voi rimanete in compagnia dei nostri programmi, alle 14 spazio al grande cinema, al film Gioventù bruciata, con l'informazione invece torniamo questa sera come di consueto alle ore 20. A tutti voi l'augurio di una buona giornata, arrivederci.